Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti che dovevamo prendere un po' di esplosivi. Allora, di stramezzo però, qua cosa c'è? La pietra, passa la mano. Ah, vabbè. Noi dobbiamo andare esattamente qui a Ingefell a prendere un po' di roba. Perché ci servono gli esplosivi. Gli esplosivi non ne abbiamo. Intanto seguiamo il... Cosa c'è qui? Abissale. Oh, che palle. Va bene. E giù di turbo, così arriviamo un po' prima. C'è tanta roba da pescare, tanta roba da raccogliere, ma ci servono le cose che non abbiamo, ovviamente. Cioè, potrei... Adoperagico addirittura. Siamo nella parte giusta almeno? Sì, stiamo andando a Punta Acciaio e dopo andiamo a Ingefell. Cioè, anche qui pescare. Costiero, beh no dai, qua possiamo anche pescare. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui, vai. Dopo piano piano vendiamo un po' tutto. Ora che arriviamo a Midolla, eccetera, eccetera, riusciamo a... Ah, ce n'è ancora. Ah, questo qui è speciale. Molto bene. Per andare a... No, dobbiamo andare per di qui. Cioè, anche qui si può pescare? No, perché non è oceanico, ce l'abbiamo dall'altra parte l'oceanico. Potremmo... perché vulcanico, costiero, e qui invece abbiamo... Beh, sono lì. Dai, ce la facciamo per sera arrivare lì. Bene, siamo ritornati a casuccia. Pescivendolo, molto bene. Vendiamo tutto. 166. Allora, maestra d'ascia. No, bacino di carenaggio, è giusto? Giusto, sì. Mi manca quel pezzo di acciaio, vediamo se lo vende. Che allora ci togliamo un bel pelo. No, non li vende qua. Non li vende. Non li vende. Niente, dobbiamo aspettare. Allora ci facciamo una bella... Qua abbiamo... no, punti di ricerca 0. Riposiamo e ripartiamo il giorno dopo. Bene, ripartiamo. Vai. Alla massima velocità, dai. Ingefell è per di... giù, è giusto. Per... qua possiamo pescare adesso. Numeri. Ah, oceanico. Niente. Questo
Ah, sono pesci. No, no, pensavo fosse un'altra cosa. Giusto per... No, dobbiamo andare per di qua. Alla massima, dai. Senza far esplodere il motore, possibilmente. Dobbiamo... Guarda, guarda pesci che ci sono sotto lì, non posso neanche pescarli. Qui cosa abbiamo? Pesci? Sì, abbiamo pesci, ma... Forse là c'è quel pezzo di acciaio che tanto... Deposito di balenieri. Sì, esplosivi, esatto. Acquista. Questo lo mettiamo a magazzino. Vai. Molto bene. Aspetta che voglio andare a vedere la nostra amica là se ha quel bel pezzo di acciaio, anche se costa parecchio, perché... Cantiere. Sì, ho anche due. Oh. Prendiamo tutto. Bene. Prendiamo anche i due pezzi qui che... E un altro esplosivo. Male non fa di sicuro. Dopo. Ricerca. Motori. Nasse. Reti. Mangrovia. Ma le reti non è che le utilizziamo proprio tantissimo, cioè utilizziamo di più le nasse. Cioè questa qui, abbiamo appena sbloccato questa, la nassa complessa. Dopo abbiamo la nassa enorme, 2-3 al giorno. Circa 3 al giorno. È un po' più grande. E a livello di canne c'è... Cioè ci servono queste qui e non le abbiamo. Io direi di fare una robetta. E sto qua cos'è invece? No, io direi di fare le nasse, visto che ne abbiamo due. No, nassa enorme, molto bene. Dopo, bacino galleggiante. Ci manca questo. Oh, bene. 1500. Bene. Magazzino. Svuotiamo un po' il magazzino. Dopo abbiamo questo che va qua. Dopo abbiamo questo che va messo qui. Dopo abbiamo un altro pezzo di stoffa che va qui. Legno ne abbiamo? Sì, abbiamo due pezzi di legno. Uno va qui e l'altro va. Ci manca solo un pezzo di legno in sostanza. Allora questo lo metto girato così. Questo lo mettiamo così. Tanto non è che abbiano una lunga durata, perché questa la metto qua. Questa la sposto qui. Questa la mettiamo qui. Questa la mettiamo qui. E questa la metto qua. Questa qui però la metto sotto qua. Vediamo se qua possiamo mettere qualcos'altro. Magazzino. Sì, abbiamo pezzi qui.
questo, molto bene. Dopo abbiamo questo pezzo di motore che va messo qui. Dopo abbiamo un altro pezzo qui, un altro pezzo che va messo qui, un altro pezzo, ok, eccolo qua. E qua siamo a posto. Dopo abbiamo un pezzo di questo qui che lo mettiamo qui. Molto bene. Allora, visto che ci siamo, mettiamo un attimo a posto anche il magazzino, Ah, questo non si sposta, va bene. Allora, mettiamo questo, lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui, il cane lo appoggiamo qui, chissà dove andrà messo quando lo useremo. L'anello qui, questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui. Sì, ma te lo mettono dove cazzo vogliono, cioè, non importa. Aspetta che voglio vedere, non mi ricordo una cosa. Cos'è questo? Piatto d'argento. Dov'è che l'avevamo usato il piatto d'argento? Ah, visto che ci siamo, è mezzogiorno, giusto? Qua non mi sembra che ci sia altra roba da fare esplodere. Facciamo un giretto. E dopo andiamo a portare l'altra pietra. Oh bene, qui ci sono dei pezzi che ci servono. Ecco, ti pareva. Ci vanno molto bene questi. Esaurita. Ah, sulle 11 di sera. Ah, no. Schivato. Allora, ritorniamo dalla nostra amica qui. Mettiamo a posto la barca e appoggiamo bacino di galleggiamento. Vabbè, sì, abbiamo qua ci servono solo un pezzo di legno che non abbiamo. Qui invece abbiamo bisogno di uno straccio qua di stoffa. E 5 pezzi di legno. Sotto qui invece ci servono, non abbiamo niente. In qua sotto invece praticamente la stoffa possiamo fare a meno anche di farla, di prenderla, perché tanto non ne facciamo più niente. Ci serve tutto legno e acciaio. Cantiere, sì, vabbè, non è un problema. Allora facciamo li scartiamo di già. Ah, possiamo anche venderli, bene. Ah, vedi.
$315 questo. Non importa. Riposo. Allora, un punto solo abbiamo. Io direi di fare le canne un po' alla volta e riposiamo. Adesso ritorniamo, come si dice? Adesso ritorniamo qui, facciamo esplodere un po' di roba. Ci sarebbe tanto da visitare ancora. Anzi no, aspetta un attimo. Andiamo un attimo a Midolla, che voglio far vedere quella pietra alla persona, all'antiquariato. Dai che per domani mattina ce la facciamo. Dobbiamo andare da questo qui, esatto. Commerciante. Allora, magazzino, abbiamo questa qui. Ah, è la stiva, va bene. Questo qui, una fiamma. Non so cosa sia, però vabbè. Ah. Commerciante. Le formaglie fanno parte della stessa serie. Otterrò finché non ho trovato i frammenti mancanti. Sembra che si uniscono a formare un quadrato. Quindi probabilmente manca solo uno. Come dicevo prima, ne fa qualche anno, fammi vedere. Magazzino abbiamo questo qui. Questo qui. Questo qui si vende? No, questo qua sì però. E anche questo. Questo qui non so cosa sia. Penso sia una semplice bandiera. Bene, ora possiamo anche... No, è dall'altra parte. Ce la facciamo ora di questa sera arrivare... Giusto, vero? Sì. No, aspetta, no. No, non è qua che dobbiamo andare. È per di là. Giusto? Sempre dritto, molto bene. Ma hai visto questo? È nuovo? No, aspetta, no, ci siamo già fermati. Campeggio. Ah beh, ma abbiamo già fatto tutto qua. Allora andiamo a vedere. Ah, me l'abbiamo passato via. Devo andare per di là io.
Eccoli qua i nostri granchietti. Sono le 6 di sera, 6 e un quarto. Io direi riposiamo e poi andiamo a far esplodere un po' di roba, in modo da avere degli spazi per muoverci meglio. Ma man mano che li troviamo li facciamo esplodere. Una era qui in giro da qualche parte. Ah, eccolo qua. Uno è questo. Molto bene. Questo molto. Qui non possiamo pescare, va bene. Strano ma vero. Qua si può spaccare? Ah, il famoso altare di pietra. Abbiamo solo 3 esplosivi. Oh, e beh, ne abbiamo fatti fuori 3, vero? Uno è qua. Facciamo esplodere tutto. Non so se c'è altro in giro da far esplodere. Facciamoci un giretto che... No. E lì c'è una cosa da raccogliere, ma... Ma perché mi vieni dietro? Ah, mamma mia. Mi hanno danneggiato lo scafo. Ci stiamo allontanando troppo però. Dovrei ritornare indietro. No, non mi hanno danneggiato lo scafo, le macchine, vada Dio. Vorrei raccogliere quella roba là che avevamo visto prima. Non è che forse abbiamo trovato quella famosa pietra. La bandiera con gli occhi, no, non è. Chissà se mai troveremo quel pezzo di pietra che ci manca. Anello va bene. Ah. E qui cosa abbiamo? Adesso me ne vado, vi lascio in pace. No, mi sono sbagliato, in palare ho visto un'altra. Invece, no, tutta immaginazione. Ma dai, ho toccato appena appena.
Se andiamo dentro qui. No, questi pesciolini qui rallentano in una maniera impressionante. Peschiamo anche questo, poi li rivendiamo. Oh, il motore che ha qualche problemino tecnico. Ah, ecco perché infatti. Ma siamo quasi arrivati. Debole. Cioè, va meno di quando abbiamo cominciato l'avventura. Ah, mamma mia, abbiamo un patrimonio adesso da tirare fuori. Rete 0. Cantiere. 60, va bene. Pensavo peggio, sinceramente. Posso venderteli qua? Certo. 1, 2. Visto che siamo qui, controlliamo le nostre nasse. Riparazioni necessarie. Va bene, facciamo un altro viaggio allora. Questo è il magazzino, questo è il magazzino, questo è il magazzino e questo è il magazzino. Questo qui potrai metterlo anche. Ma facciamo magazzino e magazzino. Ci stanno tutti e due? No, uno solo. Ma che palle però, Gli fai fare un altro giro per un granchio. Che due coglioni.
riparazioni necessarie, molto bene. E tanto ho già in mente di ripararle. Mio magazzino. Magazzino, questa, questa, questa e questa. Anzi, ma perché me l'hai messo così, scusa? E il fuoco lo metto qui. Vedremo più avanti cosa serve, beh, non ne ho minima idea. Cosa possiamo fare adesso? Beh, intanto ripariamo tutte le nasse. Oh, ci costano un patrimonio in verità, eh. Allora, mettiamo giù le nasse. Molti? Molto bene. Però io peschiamo. Esaurita, va bene. Vulcanico. Ah, questo va anche più veloce. Qui c'è qualcos'altro. Ti pareva. Ti pareva. Quello là è un mostro intanto. Ti fa credere che è una barca, invece è completamente un'altra cosa. Astuti. Ma scusa un secondo. Ah, qui. Qualcosa striscia. Ah, il pesciolone qui. Sta andando infetto. Scarta. Peschiamo questi allora. Meglio di niente. Oceanico, scarso, niente, via. Qui, eccolo qui un pesce che ci serve. Beh, non sembra, sembra quello.
Ma allora torniamo a siamo punta acciaio. Cioè, abbiamo fatto un bel giretto, eh. Ci passiamo in mezzo qui. Dovremmo anche riposare, guardando bene. C'è quell'occhio che... Sì, è giusto, sempre dritto. Allora, andiamo. Vendi, 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 vendi e vendi. Questo qui lo tengo. Intanto mi faccio una bella dormita. Che adesso andiamo a nell'altro altare per capirci questo qui, che mi sembra che sia quello che cerchiamo, uno dei due. Oh, che rompiscatole! L'altro altare è dentro per di qua, eccolo là. Però noi abbiamo sbloccato la strada apposta, se la trovo. No, non è questo. No, è un altro. Ho sbagliato pesce. Abissale. Niente. Allora ritorniamo indietro. Un'altra volta. Non è freschissimo, però dai, meglio di niente. Io non so cosa fare, sinceramente. Non ne ho idea di cosa fare. Io semplicemente adesso farei una robetta di sto genere. Ci sono tante isolette qua. Io direi di girarle. E l'unica isola che ci manca è questa qui, guardando bene. Che non siamo ancora andati su. No, queste le abbiamo fatte. Ma questa qui no.
Potremmo andare alla stazione di ricerca, alla vecchia fortezza, che c'era da ricercare anche qui delle cose, se non mi ricordo per la ricercatrice. Beh, altro non trovo. Cioè, un giorno, allora io farei. Facciamo una roba di sto genere, visto che manca poco. Riposiamo. Che Dio ce la mandi buona. Raccogliamo tutte le nasse e le mettiamo a magazzino vendendo. Raccogli. Guarda, ci ha dato anche un bel pezzo per la ricerca. Ma spazio insufficiente, dai. Qua non posso metterlo, qua non posso metterlo, così però. Vediamo la nassa dopo se ci fa raccogliere. Uno sì. Dobbiamo fare un altro bel giro qua. No, magazzino. Ok. Anzi, magazzino e magazzino. Ricerca, un altro pezzo per questo. Ce ne mancano solo 2. Anzi, forse niente, mi sa che ce l'ha lei. Quello qua. E gli prendiamo anche l'esplosivo. Non ci sta niente. Facciamo un altro giro allora. Poi ripariamo anche le nasse. Andiamo, questo magazzino e magazzino. Anzi, al magazzino mettiamo anche questo. Vediamo se riusciamo a prendere sti ultimi 2 granchi. Molto bene. Mercato del pesce, molto bene. Magazzino, allora abbiamo questo. Questo lo mettiamo qui, non si sa mai. Cantiere. Ripara tutto, va bene. Allora io direi di andare, come ho detto, perché qua le abbiamo già visitate. Sì, allora andiamo qua alla stazione di ricerca, passiamo per Midolla maggiore e minore, facciamo la tappa e poi andiamo qui e dopo ci fermiamo. Vediamo se troviamo. No, non è per di, è per di qua.
giusto? Bene. Dovremmo vedere il faro, eccolo là il faro, è il punto di riferimento. Proviamo ad andare dalle ricercatrici, magari completiamo qualcosa o troviamo qualcosa che ci possa andare bene, che ci sia utile. Buongiorno a lei. Qui possiamo pescare? Non credo proprio. Oceanico, ovviamente. Mi fermo qui, molto bene. Dormiamo solo, è sufficiente. Molto bene. Alla massima velocità e andiamo. Aspetta. Dobbiamo andare per di qua. Dunque io devo andare per di qua, giusto? Giusto. Oh, qui cosa c'è? Qui non li avevo visti. Oh, pezzi di legno, ma proprio quelli che ci servono. È stato proprio un viaggio a vuoto allora. Ancora, molto. Sarà l'ultimo probabilmente questo. Infatti esaurito. Invece cosa abbiamo? Un gioiello. Esaurito. E qui invece cosa abbiamo? Bene anche quelli. No, un pezzo per la ricerca. Benissimo. Non potevo chiedere di meglio. 2 pezzi per la ricerca. Molto bene. Adesso abbiamo ancora ne abbiamo. Sì, adesso io però devo andare in fondo là. Chi è che ci va? A quel punto. Ci sta qualcosa. Ah. Ce ne sta un altro. No, basta. E qui, proprio qui di fianco dovrebbe essere.
in modo da riposare fino a mattina. Laboratorio. Ah, ma qua avevamo già guardato tutto. Ma voglio solo riposare. Però io provo ad andare via dritti. Giusto, sì. Qui abbiamo qualcuno. Cabina. Enciclopedia, se abbiamo trovato quella roba lì. Però io voglio cantiere. E no, abbiamo altri 2 punti qua però. Dopo andiamo a cantiere. No, ho sbagliato. No, cantiere. Ricerca. Molto bene. Potremmo fare anche questo. Ne abbiamo 3. Perché non mi lascia? Boh. Nasce, ne abbiamo 3. Reti. Ma le reti non è che le usiamo. Le nasce sì, però. Potete scrivere nei commenti quando è che si sbloccano queste qua, che non ho capito come si fa. Reti. Facciamo una roba di sto genere. Penso che dobbiamo sbloccare un po' tutto prima di arrivare a quelle là. Motori. Reti. Io direi di fare questo qui. Anzi, ne abbiamo 3. 1, 2 e 3. Alla ricerca delle naso ho sbloccato anche il trofeo. No, dopo volevo bacino galleggiante, che qui ci mancava solo un pezzo di legno. Li abbiamo? Li abbiamo. Poi ci mancano 5 pezzi di legno. Porca. E questo mettiamo in magazzino. Allora, facciamo una robetta di sto genere. Le nasce. Mettiamo giù le nasce, molto bene, e mi peschiamo qui. Pescioloni. Non sono una specie di barracuda, sì, sono.
Andiamo qui e poi ci fermiamo, E vendi tutti i pesci, molto bene. Aspetta, perché avevamo anche... Ah, vedi, ci servivano questi qua. E visto che ci siamo, aggiungiamo anche questo alla collezione. Va bene signori, allora io mi fermo qui, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie e canale, e grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.